C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, siete in tanti, ci fa piacere, continuate a seguirci e seguite anche la breve puntata di oggi. Chi sa fa, sa comandà. Ebbene sì. Ferruccio da MR Elettrodomestici a Villa Carcina, caro Ferruccio, che facciamo da queste parti? Ma sinceramente ci abito qua in parte. Ti conosci MR? Sì, il 90% di quello qua in casa di elettrodomestico è suo. Allora Ferruccio, tu che fai? Sei un lavoratore, sei in pensione? Pensione. Da quanto tempo? 10 anni più o meno. Perfetto, insomma, il caro Ferruccio. Sono passato al tu perché mi pare giovane tu, un tipo, vero, un tipo giovanile, simpatico, alla mano. Ferruccio, tu col dialetto come te la cavi? Ma io sono dalle basse. Della Bassa. Che zone, che paese? Bagnolo Mella. Come mai trapiantato qui da queste parti? Praticamente da quando mi sono sposato 32-33 anni fa. Caro Ferruccio, tu lo sai che chi sa fa sa comandà? Chi sa fare sa comandare. Secondo te è vero questo? Scusa? È vero, dico, che chi sa fare sa comandare? Di solito sì. In casa chi comanda di solito? Fa senza rispondere, se già capito. La casa è mia, chi comanda è mia moglie. Basta. Guardate qua che bella coppia! Quanti anni di matrimonio Italo e Maria? Quanti anni? No, te dice mio, 53 anni di matrimonio. Perché lui dice 41? Perché 41 è nuovo. ma Che simpatico! Che bella coppia! Voi siete qua di Villa Carcina, abitate qui in zona. Gombio Polaveno. Gombio! E che ci fate da Gombio a MR Elettrodomestici a Villa Carcina? Dimmi cosa. C'è parecchia strada da fare, però se vi servite. Strada. 10 minuti. A presto, bene, vero, vero. Maria e Italo, attenzione, chi sa fa, sa comandà. Che significa Italo? Che significa che comando sempre la forno. Quanto di chi? Lei conferma, Maria, quello che dice? Sì. Dai. Allora voglio dire, 53 anni che siamo sposati vuol dire che c'è qualcosa che ci... fare solo la moglie, lei non sa fare ancora nulla, in 53 anni non ha imparato nulla. No, a mezzogiorno cucino io. Cucina bene suo marito. Sì, dai. Lei mi dà la prima cosa, dopo il resto ci penso io. Ora c'è Mauro. Mauro, tu sei bresciano, sei della zona? Zona sì, Villa Carcina, originario della provincia di Milano però. Ah, dalla provincia di Milano. Da quanto tempo stai qui da queste parti? 13 anni. Insomma, ormai hai acquisito la cittadinanza onoraria. Allora Mauro, chi sa fa, sa comandà. L'hai mai sentito? Questo è il dialetto nostro, poi magari c'è qualche analogia col dialetto milanese. Chi sa fa, sa comandà, ovvero? Chi sa fare sa comandare, può comandare. È proprio questo, Tu sei uno che sa fare, può comandare o non comandi? So fare ma non comando. Quindi sei sposato pure tu. Sì, esatto. In milanese c'è qualcosa, una parola, un proverbio? Polente cassola. Eh? Polente cassola. Polenta e cassola. Cioè la polenta, ok, la polenta. Ma la cassola da noi è un attrezzo che utilizzano i manovali, i muratori. Cioè che si mangia la polenta con... No, che vuol dire? Cos'è? Oh, la cassola è un piatto di verze e carne misto con la polenta. C'è sempre da imparare da Mauro de Milan. Mi fai una mia bella madunina? Oh mia bella Madonnina, Ticabile de Milan. Poi dopo non me la ricordo più. Chi sa fa, sa comandà. Chi ha più esperienza non solo può insegnarla a chi non ne ha, ma comanda proprio chi non ne ha. E tutti gli altri a eseguire gli ordini. In casa mia moglie sa fare tutto. Penso di non essere da solo, che dite? Arrivederci alla prossima. C'entro anch'io.